Eder. Mech. Pallister. Il 7 dicembre a Trieste vengono inaugurati i mercatini natalizi e il 7 dicembre, ripetiamo e sottolineiamo, che questi mercatini dovrebbero durare fino al 16 dicembre. Quando però Sebastiano passa il suo 14 dicembre, da questo punto di mercatini non c'è più traccia. Invece, come previsto anche dall'ordinanza, il 16, in un video che abbiamo già pubblicato, ci sono di nuovo i mercatini. Poiché però non sappiamo se quelle bancarelle fanno parte della stessa organizzazione, dovremmo chiedere nuovamente ai triestini di farci sapere se il 14, quando passa Sebastiano, lì avrebbero dovuto o meno esserci delle bancarelle. Ecco alcuni momenti del giro di Sebastiano in GoPro che potrebbero permettere una più precisa collocazione temporale. Premesso che ovviamente molte telecamere in uso a Trieste quel giorno sono ormai andate sovrascritte. 2:45 del video c'è un furgone Segafredo parcheggiato, verificare se consegnavano quel giorno o comunque di martedì a quell'ora. Minuto 3:27 e anche precedenti si vede l'orologio della piazza dell'Unità nella parte più alta del palazzo. Cercare di capire l'ora non si intuisce molto bene, però con definizione migliore si potrebbe capire. Minuto 3:33 c'è una macchina parcheggiata sul marciapiede, non so se a definizione più alta si può leggere la targa. Si dovrebbe verificare se quella macchina ha preso multe per divieto di sosta in quei giorni. Minuto 3:43 verificare se l'autobus 9 ha una telecamera, in quel caso bisogna capire a che ora l'autobus ha incrociato la bicicletta. Subito dopo, minuto 3:46 circa, Sebastiano svolta a sinistra e si vede la banca Credit Agricole. Bisognerebbe capire se ci sono delle telecamere della banca che inquadrano la strada quel giorno. Minuto 5:34 si sentono come due rintocchi, non si capisce se è un campanile o qualcosa di simile o se è un suono di origine diversa. A me sembra quello che fanno i tram qui a Milano, ma non so se ci sono i tram a Trieste. Minuto 7:30 circa lo stendardo sul palazzo è riferito ai 140 anni del giornale Il Piccolo di Trieste. Sarebbe interessante capire per quanto tempo è rimasto con lo striscione sul palazzo. Si ipotizza dal 10 al 29 dicembre 2021. Minuto 8:02 c'è un cantiere. Verificare in che giorni era operativo il cantiere e soprattutto quel serbatoio che credo sia per il cemento, per quanti e quali giorni è stato presente sul cantiere. Minuto 11:17 verificare se c'è un furgone della Schiavoni Costruzioni col numero di telefono in vista. Sarebbe da verificare chiedendo al personale della ditta di costruzioni se effettivamente quel giorno a quell'ora stavano passando da quella strada e, verificando i tabulati, se il telefono del conducente avesse agganciato la cella di riferimento di quella zona quel giorno a quell'ora. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.